Devo dire che questa è una legislatura abbastanza sfortunata, lo dico in particolar modo ai colleghi che magari sono qua da più tempo, perché è una legislatura che è nata sotto il segno della pandemia e con le vite di tante cittadine e tanti cittadini travolti prima dalla malattia e poi anche dalle restrizioni, e che oggi deve fare i conti con un fatto nuovo, inedito, gravemente inedito della storia europea, e cioè l'invasione della Russia di Putin dell'Ucraina. E questo è un fatto che non solo ci tocca da vicino perché riguarda il nostro continente, ma ci tocca da vicino perché direttamente o indirettamente ha degli effetti pesantissimi sulla nostra economia e dunque anche sulla nostra società. La spinta inflazionistica, il rischio recessione a cui è esposto il Paese e l'Europa, il rallentamento di una crescita che pareva invece destinata a migliorare nel corso dell'anno e di conseguenza anche la crisi sociale che sta attraversando il nostro Paese, sono tutti elementi che incidono in maniera pesante rispetto alla capacità che le politiche hanno di corrispondere a delle necessità antiche e nuove, ed è evidente che la nostra regione, per quanto abbia dimostrato nel tempo una capacità di reazione significativa, non si può considerare isolata rispetto ai fenomeni di cui stiamo discutendo. Questa nuova crisi che ci spinge e ci spingerà purtroppo inevitabilmente verso la recessione arriva quando l'Italia e il Veneto ancora non avevano recuperato gli effetti e le conseguenze dell'altra crisi grave, quella del 2008, e noi abbiamo raccontato il Veneto dal 2008 ad oggi come, e in particolare negli anni duri della pandemia, come una realtà resiliente, capace, per una serie di caratteristiche e specificità tipiche del nostro tessuto produttivo e del nostro tessuto sociale, lo abbiamo definito come un territorio resiliente che è stato capace di adattarsi e di rispondere meglio e più velocemente di altri alle nuove emergenze. Allora io mi chiedo se di fronte ad un territorio eccellente che ha subito i colpi di cui stiamo parlando e che ha reagito in maniera resiliente, se le politiche regionali che ci proponete siano altrettanto resilienti, cioè siano capaci di adattarsi, leggere, analizzare il contesto e adeguarsi, governare il cambiamento in corso. Ora, a differenza di ciò che avvenne nella crisi del 2008, noi stiamo affrontando la crisi post-pandemia prima e la crisi economica di oggi avendo qualche elemento in più di sicurezza. I governi precedenti, malgrado le difficoltà enormi, hanno comunque costruito delle politiche, anche grazie al cambiamento di impostazione delle istituzioni comunitarie, che hanno superato la fase dell'austerity e quindi hanno consentito, anche attraverso la proposizione del Next Generation EU, di costruire delle politiche di debito comune che hanno consentito ai paesi europei e italiani di non rimanere fermi di fronte alla crisi. Dopo il 2008, con la crisi che cominciò negli Stati Uniti, l'Europa e l'Italia furono travolte da una perdita di competitività, perdita di produttività, perdita di posti di lavoro che ancora oggi stiamo pagando. Dal 2020 ad oggi, invece, grazie alle politiche espansive dell'Europa e del Governo, noi arriviamo all'inizio di questa crisi economica e sociale con i fondamentali ancora solidi, ancora stabili, mai come in questa regione, e dunque ci troviamo con un'economia reale che non ha ancora pagato il conto delle crisi appena passate, e quindi ci arriviamo con i livelli occupazionali, con i livelli di capacità produttiva e anche con il livello di reddito messo al riparo grazie alle politiche pubbliche di debito messe in campo dai governi precedenti. È chiaro però che non possiamo negare che, malgrado i fondamentali siano stati garantiti, ripeto, da politiche espansive nazionali, il contesto nel quale noi dovremmo organizzare le nostre politiche regionali nel 2023 è profondamente cambiato rispetto a quello di soltanto qualche anno fa. Aggiungo qualche elemento di riflessione. L'aumento dei tassi di interesse suggerisce politiche
di ricorso al debito pubblico più prudenti e dunque è difficile ipotizzare che il nuovo governo possa esercitare un ricorso al debito imponente come hanno fatto i governi precedenti. Un altro elemento è quello che a me sembra un'Europa meno convinta della socializzazione delle difficoltà nel continente, e anche questo è un elemento che dobbiamo tenere conto per mettere in preventivo quale sarà la risposta europea e nazionale a questa crisi. E devo dire che è anche cambiato il governo rispetto a alla compagine che ha guidato l'Italia attraverso la pandemia. E il cambio di rotta si è visto già, si vede già ovviamente di rotta politica, si vede già dalla prima proposta di legge di bilancio. C'è una differenza sostanziale tra le finanziarie nazionali approvate dal governo Conte II e dal governo Draghi e quella proposta dal governo Meloni, che è una proposta politica fortemente caratterizzata da una matrice ideologica di destra o di centrodestra, che interviene sulle politiche fiscali a vantaggio dei redditi più alti, che interviene sulle pensioni in maniera discriminatoria, ad esempio nei confronti delle donne, che non è in grado di dare risposte nel tempo prolungate a famiglie e imprese che hanno a che fare con i costi energetici. È cambiato il mondo, intendo dire, negli ultimi mesi. Ora, è incredibile pensare che di fronte a questo cambiamento globale, economico e sociale, delle istituzioni comunitarie e anche del governo nazionale, l'unica cosa che non cambi siano le politiche della Regione del Veneto. Cambia prospettiva nazionale e internazionale e non possono non cambiare obiettivi, priorità e dunque scelte strategiche. Io credo che noi dovremmo ragionare attorno a tre questioni fondamentali. La prima è come affrontare il rischio della recessione e contrastare, per quanto nelle nostre possibilità, la spinta inflazionistica. Ricordo che l'inflazione, cito le parole del Presidente Zaia, è la tassa più iniqua di tutte, perché colpisce principalmente i redditi fissi e le pensioni e colpisce di più chi ha meno, tipo la flat tax, insomma, no? L'inflazione è la flat tax dei mercati e noi dovremmo capire come contrastare non solo la flat tax, ma anche l'inflazione. Secondo obiettivo che dovremmo porci proprio in una fase storica in cui si ampliano i divari sociali, economici, territoriali, come contrastare, come ridurre le distanze tra persone, tra territori, tra cittadini e istituzioni. E infine, proprio perché dalle grandi crisi esce rafforzato solo chi ha gambe, come investire sul futuro, cioè come costruire le condizioni perché in questa situazione, in questo contesto, riusciamo a far valere, anziché disperdere, a far valere finalmente quelle eccellenze di cui avete tanto parlato, ma che non mi sembrano oggi messe nelle condizioni di poter tornare appunto ad eccellere. E dovremmo farlo attraverso con l'ausilio di due grandi novità, perché ho citato solo un po' di sfighe, citiamo anche qualcosa di utile, due grandi strumenti rispetto ai quali invece non intravedo dentro la programmazione regionale un incrocio di quelle tre direttive di cui vi ho parlato. Uno è il PNRR, cioè come e se noi saremo in grado di utilizzare questa grandissima opportunità per migliorare la Regione del Veneto nel suo complesso, cioè se saremo in grado di uscire da quella logica per cui arrivano finalmente i soldi per fare le cose che avremmo voluto fare da 20 anni a questa parte non siamo stati capaci di fare perché non avevamo appunto le risorse, o se invece diventa un'occasione strategica per rilanciare non quel territorio o quell'impresa, ma l'idea di una comunità coesa che si unisce appunto attorno a un progetto di rilancio. E poi abbiamo quest'anno anche la nuova programmazione europea. Già questo dovrebbe essere l'argomento attorno a cui il DEFRA di quest'anno dovrebbe essere completamente diverso da quello dell'anno scorso. Cambiano le quantità, cambiano in parte anche alcune finalità dei fondi comunitari.
Com'è possibile che nell'impegno della Regione del Veneto sull'utilizzo di quelle risorse ci sia un copia e incolla rispetto al DEF dell'anno scorso? Tra l'altro, da un suggerimento. Se vogliamo fare un copia e incolla del DEF dell'anno scorso, almeno fate un copia e incolla dall'ultima versione che è uscita dal Consiglio, così ci risparmiate la fatica di dover presentare gli emendamenti uguali a quelli dell'anno scorso, che ci avete approvato, ma che nel copia e incolla non hanno trovato soluzione. Copiatelo almeno da quello che esce dal Consiglio, ci risparmiate anche un po' di fatica. Insomma, dicevo, affrontare la crisi economica, ridurre i divari, investire sul futuro, in base a come noi concretamente componiamo questi tre obiettivi, concretamente definiamo anche l'idea che abbiamo di società. Quando io dico, ad esempio, che la flat tax è una forma di tassazione iniqua perché fa uno sconto fiscale a chi ha di più e non a chi ha di meno, sto esprimendo un'idea di società. Quando io dico mettiamo l'addizionale IRPEF progressiva, dico chi ha di più paga di più, è un'idea diversa di società. Allora, nel momento in cui noi non diciamo né l'una né l'altra, non riusciamo neanche a capire qual è l'idea di società che abbiamo in mente attraverso queste scelte, che sono ancora più complicate, rese ancora più complicate dalla scarsità delle risorse economiche disponibili. Ce lo ricordava qualche assessore durante le audizioni in Commissione Bilancio. Vorremmo fare tutto, ma non ci sono abbastanza risorse. Proprio perché non potete fare tutto, anzi perché avete deciso di non poter fare tutto, perché avete deciso di avere risorse limitate, le scelte diventano strategiche. E non si può pensare che le poche risorse che abbiamo vengono semplicemente distribuite neanche tra le missioni, tra gli assessori percentualmente in base al peso politico dei referati. Ora, io non uso neanche l'argomento che ci sono i conti in ordine, ne parleremo la prossima volta quando discuteremo del bilancio. Io dico che i contenuti di questo documento di economia e finanza non sono in ordine, perché non c'è una rendicontazione di quali risorse disponibili abbiamo e non c'è una classifica delle scelte e delle priorità che vogliamo mettere in campo. Ora, avevamo, secondo me, anche un'altra opportunità da provare a percorrere in quest'anno così complicato, no? Dove si incrocia appunto la coda della pandemia e si apre la fase della recessione. Se avessimo avuto la capacità, se aveste avuto la capacità di mettere in campo un'idea di società, attorno a quella avreste dovuto provare a chiamare a raccolta una comunità attorno ad una responsabilità collettiva. Il consigliere Pan un giorno ha detto che quando non ce la facciamo, non ce la si fa più, si stringe la cinghia, ma stringiamola tutta insieme, costruiamo un'idea, mettiamo in comunione una proposta, abbiamo il coraggio di dire dei no perché siamo convinti dei sì che diciamo, invece avete scelto senza visione, senza coraggio e senza un progetto collettivo di riprendere, di ripetere e di riproporre la medesima ricetta che nel tentativo di accontentare tutti finisce per non accontentare nessuno. Nessuno. Ora, perché siamo arrivati a qua? Vi dico la mia idea. Io penso che per fare questo, cioè per fare un documento in cui emerga un'idea chiara di società e per avere il coraggio attorno a quell'idea di fare una chiamata alla responsabilità collettiva e per rendere quell'idea di società condivisa, serve una leadership, singola o collettiva, ma serve una figura che sia in grado di incarnare un'idea, attorno a quell'idea di costruire delle politiche e sulla base di quelle politiche governare la società. Certo, la nostra regione ha una leadership fortissima in termini di consenso, questo è chiaro, ce lo ricordate ogni volta, ma mi chiedo se a quella quantità di consenso esercitata dal nostro Presidente corrisponda anche una capacità di mettere quel consenso a servizio della politica. E invece è un consenso di una persona che domani non c'è più qua,
c'è stato gran poco, ma non ci sarà più, e quel consenso non ci sarà più per nessuno, perché è costruito su una persona e non su un'idea di società. E questo lo sapete voi quanto lo sappiamo noi. Perché le idee di società, le visioni, i progetti non si costruiscono soltanto dentro le urne, ma si costruiscono appunto insieme alle persone. Ora, questa leadership che in realtà si riduce al consenso senza contenuto è fondata anche su una serie di contraddizioni che nel momento in cui quella leadership non ci sarà più esploderanno, colleghe e colleghi. E vi faccio alcuni esempi. Il consenso che la leadership ha costruito attorno al tema dell'autonomia, nel momento in cui dopo tutti questi anni questa autonomia non si è realizzata, quanto durerà ancora? Io lo so che adesso mi dite, ma questo è l'anno buono, ma stavolta si fa. Guardate che sono 5 anni che ripetete così, ma quella leadership ha già fatto i conti, che sarete voi a dovervi far carico del fallimento di una proposta di autonomia che non è percorribile, così come è stata costruita in questi 10 anni. E lo sapete benissimo anche voi, è venuto il Ministro delle Riforme a spiegarcelo in Veneto. L'altra contraddizione è che proprio in virtù di quell'autonomia non si spiega come la Regione del Veneto continui a chiedere aiuto a Roma. Vi poniamo dei problemi sulla sanità? È colpa di Roma che non ci dà i soldi, che sbaglia la programmazione. Guardo l'assessore Lanzarin. Parentesi, le borse di formazione dei medici di medicina generale, il numero non lo decide Roma, lo decidono le regioni. No, sì invece, assessore. Mi risponderà dopo. Sul trasporto pubblico locale, un disastro. Ma Roma non ci dà le risorse. Siamo l'unica regione che non aggiunge un euro al Fondo Nazionale Trasporto Pubblico Locale. Leggo, sono i capitoli del DEF, capitolo sanità. Il governo deve darci più soldi, poi va a governare la Lega e Fratelli d'Italia e il Fondo Nazionale Sanità viene tagliato. Trasporto pubblico locale, ci sono un sacco di problemi, prime pagine del DEF. Vogliamo più soldi da Roma. Mi risulta che in questa legge di bilancio ci sia un euro in più del trasporto pubblico e locale. Investimenti per la Regione. Chiediamo al governo di investire sul nostro territorio. Ora, guardate che non funziona così, non esiste, non si regge un sistema economico come quello veneto, sperando, funziona finché al governo non ci siete voi, ma quando siete anche al governo e presentate una manovra di bilancio come quella che è stata presentata dalla Presidente Meloni, non regge questa discussione, non regge più, come non regge. Mi dispiace che non ci sia, ci sarà settimana prossima, glielo diremo. Come non regge la scusa che basteranno le risorse del governo per far fronte al caro bollette di questa regione, perché lo sapete anche voi che nella manovra di bilancio della Meloni le risorse bastano per il primo trimestre, i primi 3 mesi, ad aprile se tutto va bene arriviamo. E dopo? E dopo questa regione cosa fa? Quando non arriva il governo a farci gli sconti in bolletta per le famiglie e per le imprese. Ve lo siete chiesto? Chiedetevelo. Iniziate a chiedervelo. E allora io penso che sia maturo il tempo per cui non ci si possa più accontentare di una semplice leadership elettorale che guadagna un sacco di diritti d'autore dei libri, ma dentro quei libri non c'è mica scritto che idea c'è per la società veneta. Non c'è mica scritto. Dovrebbe esserci scritto nei documenti di programmazione economica e finanziaria. Non siamo stati in grado in questi anni di mettere in campo, di essere leader in Italia su un programma e su una proposta. Siamo stati incapaci, ad esempio quest'anno, di avere il coraggio di introdurre l'addizionale IRPEF.
Lo sapete anche voi che con 60 milioni di risorse libere non saremo in grado, e guardo i 3 assessori presenti, di rispondere alle necessità dell'ambito sociosanitario. Non ce la può fare, assessore, neanche se è Superman. Non saremo in grado, guardo l'assessore Bottaccin, di rispondere alle emergenze climatiche e al dissesto idrogeologico. Lo sapete anche voi che è impossibile. E ormai non avete neanche più l'illusione che ci pensi Giorgia Meloni a risolvere i problemi al posto vostro. Eppure nessuno di voi assessori, nessuno di voi consiglieri regionali di maggioranza ha avuto il coraggio di porre questo tema, di dire come rispondiamo alle famiglie che non hanno le risorse per pagare l'aumento delle rette delle case di riposo. Scrivono a noi, ma scriveranno anche a voi. Le borse di studio, i trasporti che non ci sono, gli alloggi, la residenza pubblica. Come fate? Come farete a rispondere? E finisce la fase in cui basta vedere la faccia di Zaia e dargli 3 voti per risolvere i problemi. È finita, perché sono finiti i soldi ed è finita anche la capacità propulsiva che questa regione ha avuto negli ultimi decenni di fare da sé anche senza di voi. Non ce la può più fare, non ce la possono fare le imprese, troppo piccole. È andato via l'assessore Marcato, ma questa retorica del piccolo e bello ce l'ha in testa solo lui, perché neppure Confindustria si riconosce più in quella lettura, tant'è che costruisce un'unica Confindustria regionale. E sapete perché? Perché la Confindustria del Veneto, che sommerà tutte le 7 Confindustrie provinciali, andrà a Roma e conterà, perché sarà la seconda Confindustria federazione più grande. È quello che non sappiamo fare noi, perché non abbiamo soltanto la mancanza di un progetto per il Veneto, noi non abbiamo un progetto del Veneto per l'Italia, perché siamo nella logica dell'isolazionismo, di fare bene per noi, e questo non ci consente di contare nei tavoli dove si decide. Lì non ci siamo, perché non abbiamo un'idea, non tanto di cosa può fare l'Italia per il Veneto, ma di cosa può fare il Veneto per l'Italia. Qual è il servizio che noi facciamo? Qual è l'idea di società che noi vogliamo esportare? Si arrangia, intanto te arrangi perché non ti danno una lira, non te la danno più. Lasciamo parlare la collega, per favore. Allora citerò solo 4 questioni delle tantissime contenute nel DEF. La prima è la cosiddetta questione sociale. Guardo l'assessore Lanzarin naturalmente. Se i consiglieri di maggioranza volessero intervenire una volta sul DEF e sul bilancio, li ascolteremmo volentieri, ma siccome neanche questo avete la possibilità di fare, almeno ascoltate. Dicevo, citerò soltanto 4 questioni. La prima è la questione sociale. Dal 2008 al 2019 l'incidenza della povertà assoluta al nord è più che raddoppiata. Ovviamente questo non significa che il Sud non sia tuttora geograficamente l'area dove la povertà assoluta è più diffusa, ma se io vado a vedere il tasso di crescita, al Sud più o meno è rimasto costante, al Nord il tasso di crescita è più che raddoppiato. E la povertà assoluta al Nord è diversa dalla povertà assoluta al Sud, perché al Sud sono poveri le persone che non lavorano, quindi in assenza di lavoro, sono povere le famiglie numerose, sono povere le persone che hanno delle vulnerabilità nel nucleo familiare, la disabilità, l'anzianità, la non autosufficienza. Chi sono i poveri del nord? Del Veneto, del Piemonte e della Lombardia principalmente? Sono giovani, coppie, senza figli o al massimo un figlio. Quindi noi dovremmo fare i conti col fatto che la società di cui ambiamo di occuparci è una società in cui
questo tipo di elemento, la povertà assoluta o il rischio di scivolare nella povertà assoluta, è un rischio che oggi è doppio rispetto a 10 anni fa. Ma può essere che non cambi la nostra visione della società? Altra questione, la citava Lorenzoni prima, la demografia. Il Veneto è una delle poche regioni in Italia che presenta la peggior piramide demografica, per intenderci, no? Cioè l'incidenza degli anziani over 65 in Veneto è particolarmente rilevante ed elevata rispetto al resto del paese e anche rispetto al nord. Ma può essere questo un elemento che non incide e non ci fa cambiare la programmazione, sia in riferimento alle cure e alla necessità di prevenzione, ma anche in riferimento al sostegno alla natalità, ad esempio? Perché un giovane dovrebbe essere stimolato a fare più figli in Veneto rispetto ad altre regioni del nord? Qual è il provvedimento che ci consente di dire che i giovani del Veneto hanno più opportunità se fanno figli qua rispetto ai giovani del Piemonte, della Lombardia e della Toscana, per non citare l'Emilia-Romagna? E poi la terza questione, il sistema produttivo, è tornato Marcato, mi fa piacere, così magari mi dice come la pensa, ma ci siamo accorti che il Veneto è la regione in cui c'è stata una maggior contrazione del sistema manifatturiero del nord? Ci siamo accorti che il Veneto è la regione al nord che ha assistito ad un maggior numero di esportazioni delle sedi centrali delle grandi aziende? Abbiamo ancora un po' di produzione, ma l'headquarter, la testa, non stanno più qua. Ci siamo accorti che negli ultimi 15 anni in Veneto è calato molto il numero degli occupati della manifattura e invece è cresciuto moltissimo il numero degli occupati nel settore dei servizi e nel terziario? Ci siamo accorti che negli ultimi 15 anni il Veneto ha completamente perso la sua vocazione produttiva agricola e agroalimentare? E che oggi il numero degli occupati in comparto agricolo è ininfluente rispetto al numero totale dei lavoratori del Veneto? Ci siamo accorti che siamo totalmente esclusi dalla cosiddetta economia della conoscenza, perché sono altrove i grandi centri di elaborazione e di innovazione nel mondo dell'impresa? È cambiato il mondo, non dico mica che sia colpa vostra. Ma l'idea, il modello del Veneto, della piccola, piccolissima impresa che non cresca mai perché appunto piccolo e bello, dell'artigiano, del falegname e del contadino, è un mondo che non è più quello che vediamo fuori dalla finestra. E allora se cambia anche il sistema produttivo, ma ci sarà una roba che cambia anche nelle politiche regionali. E infine, giusto per arrivare alla quarta questione, che poi è l'emblema del fatto che non volete decidere, che non sapete decidere e che di questa vostra mancanza pagano e pagheranno il conto i veneti, e voi non fate le riforme. Ma può essere che il Veneto, che voi governate da 30 anni, sia l'unica regione in Italia che non ha ancora fatto la riforma delle IPAB, al punto che il governo fa la manovra per dare 2 soldi per il contenimento, il governo della Lega fa la manovra tutto il tempo che voglio, perché siamo in pochi e abbiamo il tempo che abbiamo. Se non ha voglia di ascoltarmi, c'è un'ottima buvette qua fuori e sono sicura che può andare. Colleghi, per favore, no, perché lasciate parlare la collega Camani, per favore. Dicevo, il governo della Lega fa la manovra di bilancio per coprire una parte dei costi energetici delle case di riposo per anziani e disabili, e valgono per tutti tranne che per il Veneto. Perché non avete fatto la riforma? Tant'è che i deputati della Lega presentano, oltre a quelli del PD, l'emendamento per dire, del Veneto, per dire no, ma tra le 20 regioni ci siamo anche noi, che quella riforma da 20 anni non l'abbiamo fatta perché non la sapete fare, non avete idea di come farla. E visto che ha il coraggio di scuotere la testa l'assessore Lanzarin, le ATS? Un'altra riforma
che attende da decenni, che hanno fatto tutte le altre regioni e l'eccellente Veneto non ha fatto. Il sistema dei trasporti, ce lo ricorda ogni volta il consigliere Montanariello. Ci diceva l'altro giorno, il primo giorno di legislatura, che deve essere stata la seconda o la terza volta che mi è accaduto dopo 2 anni e mezzo di vedere Zaia in quest'aula, Zaia è arrivato e ha detto: le mie proposte di legge, inizio la legislatura con queste 7-8 proposte, 10? 9? Queste 9 proposte, i miei primi 100 giorni, queste 9 proposte saranno legge. Una era la riforma delle IPAB, vabbè, lì non ci credeva nessuno. I trasporti, una riforma che organizzi e riordini il sistema trasportistico della nostra regione. Dov'è? Dov'è? Ho citato 4 esempi, anzi ne faccio un altro che mi è venuto in mente guardando Marcato, sempre mi ispira, sempre fonte di grande ispirazione. Lo so, quando uno ha fascino del resto capisco che... Il tema del supporto finanziario alle piccole e medie imprese. Ma sono 2 anni che ci fate la storia, Veneto Sviluppo sì, Veneto Sviluppo no, Avepa, sposto i soldi, metto i soldi, cambio le regole, fa il bando lui, fa il bando... Ma decidete, mi va bene tutto, ma se è coerente con le norme nazionali ed europee, ma fate una scelta, siate coerenti, perché le imprese, oltre ai soldi, hanno bisogno di certezza. E io non posso pensare che ogni volta, ogni anno dico, quest'anno i bandi chi li butterà fuori? Veneto Sviluppo, Avepa. È un esempio semplice a proposito delle partecipate, delle finalità regionali, dove avete dimostrato di non essere in grado di assumere delle decisioni definitive, perché si sta meglio, è più facile galleggiare, non dire no a nessuno. Io ho come l'impressione, lo dico all'assessore Calzavara, che siamo arrivati al punto in cui la logica del non decido, così non devo dire dei no, sia una logica andata esaurendo e che oggi bisogna cominciare a dire qualche sì. E quindi questo DEFR, questo documento di economia e finanza regionale, cos'è? È un libro dei sogni, è stato definito oggi, un documento in cui c'è tutto, che è uguale a se stesso ogni anno. È stato definito in diversi modi dai miei colleghi, me li sono segnati. Io penso che sia semplicemente un testo, un documento dove manca la politica, semplicemente. È un documento tecnico, ma non c'è la politica, non c'è la forza di esprimere una scelta, un'idea che tenga insieme, che sia in grado di garantire la coesione di questo territorio, possibilmente in connessione con le necessità che questi anni ci pongono davanti. Lo dico perché ogni anno, lo confesso ai colleghi di maggioranza che tanto non hanno necessità di intervenire, quando arriva la discussione del bilancio, ne parlavamo con qualche collega prima, non sappiamo cosa dire di nuovo, perché è una proposta che si replica uguale a se stessa ogni anno. Il mondo intorno cambia, ci sta travolgendo con i suoi cambiamenti e noi rimaniamo sempre uguali a noi stessi, sempre quelli dell'autonomia. Ecco, ad esempio, l'autonomia, poi vado a chiudere. Ogni anno il DEFR si apre con l'apoteosi dell'autonomia. Il primo impegno della Regione del Veneto è realizzare l'autonomia. Legittimo, ma è cambiato un governo, è cambiata la strada che questo governo ha annunciato di voler percorrere per realizzare l'autonomia. Non più la legge quadro, ma l'intesa tra Stati e Regioni. Ma è possibile che l'impegno dell'autonomia non cambia a prescindere? Dicevo prima, è cambiato il mondo fuori di noi, ma è possibile che le esigenze per esercitare le ulteriori forme di autonomia non si siano modificate? È tutto uguale a 10 anni fa? Ho necessità di avere... Voi chiedete, su questa è carina, chiedete di avere autonomia regionale nella gestione, tra le 23 materie, nella gestione della rete stradale
e autostradale nazionale. Cioè voi volete decidere, finanziare, organizzare, governare con un'idea la rete infrastrutturale, stradale e autostradale. E contemporaneamente siete da mesi che supplicate ANAS, cioè lo Stato, perché si faccia carico di un pezzo delle strade regionali. Ma ci sarà una logica in quello che facciamo? In piena crisi energetica, quando abbiamo capito quanto le politiche di approvvigionamento e di autonomia energetica nazionali siano fondamentali, guardo Soranzo, se non è il governo che decide di fare il rigassificatore a Piombino il rigassificatore non si fa, voi chiedete di avere dallo Stato l'autonomia per la gestione delle reti strategiche nazionali energetiche. Ma può essere che questa fosse un'idea giusta nel 2005, quando avete cominciato a ragionare di autonomia? Sì. Ma può essere che nel 2023, dopo tutto quello che è successo, quella roba lì vi rendiate conto che non ha senso che sia gestita a livello regionale, ma che serve una lettura nazionale per l'infrastruttura viaria, per gli impianti energetici, rimanere uguali a se stessi? Perché l'obiettivo non è realizzare le cose, è avere la bandierina che il leader di voti, ma non di politica, possa sbandierare. Ma arriva un punto in cui le risposte le dovete pur dare. Le dovete pur dare. La sicurezza, guardo Ciambetti che so interessato e impegnato su questo tema. Ogni anno, Presidente, il DEF ci spiega che il Veneto è impegnato sul tema della sicurezza e nella lotta alla criminalità organizzata. Giusto? Legittimo. Ma il fatto che abbiamo capito che la criminalità organizzata in Veneto non è soltanto una presenza estemporanea, ma è radicata sul territorio, che agisce in questo contesto attraverso in particolar modo manovre economiche, ma ci farà dire qualcosina in più, e che la lotta contro la criminalità organizzata non si fa nella stessa maniera in Veneto o in Sicilia, e che qua invece vuol dire presidio delle transizioni economiche, valutazione delle operazioni sospette dal punto di vista degli scambi interbancari. Ma vorremmo dire qualcosa. Ho fatto 2 esempi per fermarmi ai primi 2 capitoli del DEF, per dire come vendiamola a qualche altra regione sto DEF, perché va bene per tutti. L'Emilia, il Piemonte, la Lombardia, è talmente generico, parla talmente poco di Veneto che possiamo darlo a qualsiasi altra regione. Ecco, io penso che ogni volta che arriviamo a questa discussione siamo sempre vittime di questa delusione e di questa preoccupazione per una regione che oggi non può più permettersi questa assenza di politica. Grazie.